Buonasera e ben ritrovati alla Città che vorrei. Questa è l'ultima puntata dell'appuntamento preelettorale di presentazione delle liste. Questa sera avremo con noi in studio le ultime 3 liste, quindi in totale avremo ospitato alla fine di questa edizione tutte le 14 liste dei candidati sindaco, nonché in precedenza, come vi ricordate, abbiamo intervistato nelle puntate monografiche i 4 candidati sindaco. Ultimo appuntamento di presentazione e poi sabato 8 giugno c'è l'apertura delle urne. Quindi si voterà dalle 15 alle 23, intanto vediamo un facsimile della scheda elettorale, poi urne aperte ancora domenica dalle 7 alle 23, quindi lunedì 10 giugno a partire dalle 14 ci sarà lo spoglio dei voti, spoglio che sarà come ormai abitudine da alcuni la passata amministrazione e quella precedente, quindi è la terza volta, seguiremo passo dopo passo a partire dalle 14 di lunedì 10 in diretta, come sempre sulla Tenda TV, quindi uno speciale La città che vorrei, spoglio elettorale. E partiamo subito con questa ultima puntata. Come sempre da casa possibilità di inviarci i vostri SMS o WhatsApp con le domande da porre ai nostri ospiti al numero 348 21 373. Iniziamo quindi questa lunga puntata che vi terrà compagnia fino a quasi alle 23 con la prima lista, che è la lista Rete Civica per Vittorio Veneto, sostegno della candidata sindaco Luisa Camatta. Buonasera alla candidata sindaca, ancora una volta nostra ospite Luisa Camatta. E in rappresentanza della lista questa sera c'è il candidato Michele Bastanzetti. Buonasera gentile Claudia, mi permetta di salutare anche il mitico regista Federico Campodall'Orto che dirige i lavori dalla console, e vorrei anche, se mi permette, esprimere un elogio per il servizio importantissimo che state facendo, che fate anche da anni. È un servizio non solo di informazione, ma secondo me è un servizio fondamentale per esprimere quella che è uno dei principi fondamentali della Costituzione, che è la libertà d'opinione. Quindi io vorrei con calore perorare la causa del sostegno alla vostra televisione. Grazie, e quindi sono ovviamente sempre graditi gli apprezzamenti, visto che poi questa trasmissione viene svolta da noi come puro spirito di servizio alla città, quindi come volontari. Allora abbiamo con la lista 40 minuti, entriamo subito nel vivo di questa chiacchierata. Parto da lei, Bastanzetti. Ci raccontava nel dietro le quinte che è stato lei ad avvicinare Luisa Camatta al gruppo della nascente Rete Civica per Vittorio Veneto. Le chiedo cosa le ha fatto capire poi che Luisa Camatta sarebbe stata la giusta candidata sindaco per la vostra civica. Allora, vorrei raccontarle un aneddoto. Circa 3 mesi fa, all'interno della Rete Civica, noi stavamo passando un periodo piuttosto burrascoso, difficile. Perché? Perché pur avendo ormai disegnato a grandi linee il programma, non riuscivamo a focalizzare la figura del candidato sindaco. Erano emersi dei nomi, però nessuno di questi nomi raccoglieva il consenso di tutti, c'erano delle perplessità. Una sera ho pensato di invitare la Luisa Camatta, che non conoscevo in realtà in modo approfondito, la conoscevo da poco tempo, solo per averci chiacchierato insieme durante una passeggiata sul Monte Altare. E l'ho portata lì a questa riunione, abbiamo cominciato a parlare fra di noi, lei assolutamente silenziosa, ascoltava, abbiamo svolto la nostra seduta consueta su temi del programma. Dopo circa un'oretta, esauriti noi i nostri punti, abbiamo dato la parola alla Luisa. La Luisa ha fatto un intervento di circa una decina di minuti, noi tutti in silenzio, abbiamo cominciato a lanciarci occhiate al laser, messaggi telepatici.
Lei ha concluso il suo intervento, silenzio per un attimo, a un certo punto Giovanni Bassetto, che è uno dei nostri, dei nostri candidati, una figura storica, come lei ben conosce da sempre nella politica cittadina, è sbottato così: "Ven trovà la baia de oro", che come sa nel dialetto vittoriese significa abbiamo preso un terno all'otto, Sì. qualcosa del genere. E subito ha raccolto il consenso immediato di tutto l'auditorio e gli abbiamo chiesto di candidarsi. Tralascio quel che è seguito Conferma la poi, candidata. le notti Esattamente insonne così. della Luisa, le pressioni che abbiamo continuato a farle, finché a un certo punto, Esatto. dopo questo corteggiamento estenuante, ha ceduto e ha accettato. Questo racconto anche per dimostrare quanto sia la sua capacità di entrare in empatia con un auditorium che neanche conosce. Fa parte ovviamente anche della sua formazione professionale, perché lei è laureata in psicologia, no? Quindi, ma è stato immediato ed è una cosa che abbiamo riscontrato successivamente in tutti gli incontri che ha fatto. Questa è senz'altro una delle sue qualità. Un'altra delle sue qualità è importante, secondo me, la sua capacità di fare sintesi, la sua capacità di apprendere velocemente quali sono i contorni delle tematiche e di cercare di trovare una via d'uscita, una via di programmazione di queste tematiche. E altra grande qualità, secondo me, è la sua capacità organizzativa. Mi chiederete se ovviamente a questo punto c'è qualche difetto e purtroppo devo confermare che una volta l'abbiamo sentita dire una parolaccia perché eravamo in un momento, alle volte all'interno nostro, come sa, si incrociano ideologie, culture, Sì. sensibilità molte diverse, alle volte è successo che sia acceso qualche fuocherello e a un certo punto è sbottata questa parolaccia e vabbè. Gliel'avete perdonata L'abbiamo per una volta. perdonata e la teniamo sempre sotto controllo, ovviamente, da questo punto di vista. Ecco, dai, abbiamo raccontato Tutto anche qualcosa di meno Pesante. istituzionale, esatto. più intimo, sì, è Sì. vero, ma quoto tutto, è proprio andata così, proprio dall'inizio alla fine, è andata proprio così. Ecco, accennava prima Bastanzetti Monte Altare, ieri 2 giugno voi siete saliti sul Monte Altare e come tradizione è stato issato il tricolore e da lì lei candidata ha rimarcato l'importanza di andare a votare il prossimo fine settimana. Sì. Perché nuovamente questo appello, che non era un appello votate per la mia lista, ma era un appello andate a votare? Allora, intanto perché il 2 giugno è una data storica non solo per la scelta della forma di Stato di Repubblica, ma perché è stata la prima volta che c'è stato un vero suffragio universale in Italia nel 1946, cioè è stata la prima volta in cui finalmente anche le donne hanno partecipato attivamente alla vita politica e quindi è stato il primo passo verso una reale parità di genere. Quindi, memore di questo, secondo me certi traguardi sono sacri, perché non vanno dati per scontati, voglio dire, non è che perché c'è un diritto tu diciamo puoi star tranquillo che ci sarà sempre, o lo eserciti o lo rendi vivo attraverso l'uso costante, o può succedere un giorno che ti chiami pentito perché magari ti viene tolto o perché si svuota di significato. E quindi per noi è fondamentale che anche le persone deluse, ne abbiamo incontrate tante, si sono fermate a parlare con noi, umanamente le capiamo, voglio dire, ci sta, però soprattutto a livello comunale, quindi a casa tua, tu devi partecipare alla vita politica della tua città. Intanto perché così hai voce in capitolo, anche se poi devi criticare, sai che comunque il tuo dovere l'hai fatto. Diritto-dovere, perché bisogna anche assumersi le responsabilità. Dopodiché ti devi informare, quindi è anche uno sprone, voglio dire, a non essere passivi di fronte a tutto ciò che magari le amministrazioni fanno, ma promuovere proprio un'informazione da parte dei cittadini. E poi perché, cioè, voglio dire, se ci fosse un sistema elettivo con un quorum, allora potrei anche capire che tu non vai a votare per dare un segnale.
Ma in questa forma, voglio dire, di amministrative, tu semplicemente se non vai a votare lasci che decidano gli altri. E secondo me questo è veramente un peccato, perché è vero che non possiamo fare tutto da soli, è vero che un unico cittadino non ha poteri, diciamo, però un milionesimo, diciamo, di potere che hai, lo devi esercitare, perché sono morte delle persone perché tu lo abbia questo potere, e quindi secondo me ognuno deve fare la sua parte di dovere. Ecco, io proprio a prescindere da quello che poi Sì. uno decide di votare, questo è fondamentale. Mi aggancio anche ad un'altra cosa che ho sentito Certo. circolare in questi giorni e mi ha fatto un po' male da cittadina, cioè che gira quest'idea del voto utile. Cioè sembrerebbe, perché poi può essere anche un pettegolezzo, ma insomma io lo dico apertamente, gira quest'idea presso le altre coalizioni che i cittadini non ci votino perché noi siamo talmente piccoli, secondo loro, quindi citano dei presunti famigerati sondaggi che già ci sarebbero, ma in realtà non ci sono, perché la realtà è questa, e cioè che una persona che voti Rete Civica per Vittorio Veneto spreca il voto, perché molto meglio invece appunto esercitare il voto utile, quindi votare quelli più grossi. Ma questo è quasi un insulto al cittadino, cioè il cittadino vota quello che per lui è giusto, quello che sente essere la persona, la coalizione, lo stile che lo rappresenta. Cosa significa sto concetto di voto utile? È come quel vecchio concetto di andare a votare tappandosi il naso. Ma che idea è? Cioè, una volta che a Vittorio Veneto c'è una concreta possibilità di cambiamento, una rete civica pura, cioè veramente di cittadini tra i cittadini. Ci siamo impegnati, abbiamo fatto i salti mortali, siamo una squadra coesa, unita, propositiva, informata, abbiamo chiesto perizie, cioè abbiamo fatto tutto e anche di più, e adesso l'unica, come dire, strategia che è rimasta è tirare in ballo il voto utile. Allora vuol dire che avete paura, allora vuol dire che qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Io non amo né criticare gli altri né lodare me stessa o noi, però caspita, questo non è un modo di valorizzare la volontà popolare. Cioè, ricordiamoci che la sovranità è del popolo, è in mano ai cittadini, e il cittadino informato sa esattamente cosa votare, perché sa esattamente cosa è meglio per sé e per la sua città. Quindi assolutamente non accetto questa idea del voto utile. Bastanzetti, nelle precedenti puntate in cui abbiamo già avuto ospite la vostra rete civica è emersa come priorità quella del decoro urbano, l'attenzione al decoro urbano, e so che c'è un altro tema che a lei è particolarmente caro, che è quello delle fontane, le fontane storiche di Vittorio Veneto, che fino a qualche giorno fa versavano in uno stato di abbandono, con rifiuti, insomma necessitavano di una pulizia. Allora, per introdurre questo tema vediamo un video che lei appunto ha girato pochi giorni fa. Questo come vittoriesi fa molto male. La Fontana del Duomo è del 1555 e venne donata ai cenedesi dal cardinale Michele della Torre con la seguente dedica ancora leggibile: affinché tu beva ceneda hai un regalo di Della Torre. Nonostante infiniti appelli negli ultimi decenni la si è lasciata deteriorare e non viene pulita da 10 anni, tanto che non zampilla neppure più. La Fontana dei Frati è del 1823. La leggenda vuole che una notte di marzo del 1862 la sua acqua si mescolò al sangue del commissario imperiale regio asburgico Luigi Artini, che venne ferito a morte, e questa è storia vera, nei suoi pressi dai patrioti risorgimentali cenedesi. Ora è uno stagno putrido. La Fontana della Rizzera o di San Filippo è del 1839 e reca lo stemma cittadino. Anche per la presenza di un comodo spazio di sosta è molto utilizzata da automobilisti e ciclisti di passaggio per dissetarsi. La sporcizia che la inquina è rivoltante. La Fontana di Salsa, già nota in tutta Italia come la Fontana degli Arditi, è del 1823, con la statua femminile databile nel tardo Seicento. Vero emblema cittadino, raggiunse fama nazionale all'indomani della gloriosa battaglia di Vittorio Veneto, perché qui si dissetarono i nostri fanti che liberarono la città dall'invasore austro-ungarico. Era il 30 ottobre 1918. La fontana è allo sfascio.
Queste fontane, nella loro bellezza artistica, hanno vissuto per secoli la piccola storia quotidiana, come pure gli eventi epocali, fanno parte della identità stessa della nostra comunità, e la incuria con la quale vengono trattate è un vergognoso biglietto da visita per Vittorio Veneto, perché dà un'immagine di decadenza, di indolenza, di mancanza di amor proprio. Care cittadine, cari cittadini, salviamo le nostre fontane monumentali, curiamo tutte le fontane della città, liberiamone la bellezza. È un patrimonio tramandatoci dai nostri padri. Rete civica per Vittorio. Ecco, abbiamo visto le immagini, risalgono a qualche giorno fa perché nel frattempo gli operai del comune hanno provveduto ad eseguire una pulizia, quindi l'acqua in parte è tornata a zampillare dalla fontana del Cardinale, non ci sono più le piante che abbiamo visto dentro la fontana ai frati. Ecco, so che lei è un tema caro anche da semplice cittadino in questi anni, insomma, l'ha più volte sottolineato. Sì, gentile Claudia, e faccio notare una cosa. Sa quanto è servito per pulire le 4 fontane agli operai, a 2 operai del comune? È bastato un giorno. Io personalmente sono da 20 anni, da quando sono entrato nel Consiglio di quartiere di Ceneda, che battaglio per queste fontane e non solo, per molte altre cose, molti altri aspetti, molti altri monumenti che riguardano la nostra identità storica. E fa veramente male al cuore perché queste fontane fanno parte non solo della storia, ma dello spirito proprio della nostra gente. Sono stati per secoli un luogo di socializzazione, di vita in comune, e racchiudono, come ho accennato nel video, delle storie importanti che si riallacciano, delle storie ancora più importanti della città e che segnano il nostro percorso, che è un percorso dal punto di vista storico identitario molto originale, molto importante, pur nella nostra piccolezza demografica come entità di popolazione. E salvare queste cose vuol dire salvare la nostra anima di vittoriesi, la nostra identità. E per tornare alle fontane devo aggiungere una cosa. Sono state ripulite con questo blitz, non voglio usare un termine polemico, ma la realtà è quella, con un blitz che ha tutto il sapore di essere un blitz preelettorale. Ma ad esempio la fontana del Cardinale non è stata pulita a dovere perché ci sono delle cannule che sono ancora otturate, quindi o le cose si fanno bene o non si fanno. E poi il problema non era solo quella della pulizia, che pure, ripeto, sono 10 anni che la invochiamo, ed era una cosa indecente perché in una zona in pieno centro storico arrivavano poi i turisti, le scolaresche, gente da fuori, e vedeva questo spettacolo. Io mi chiedevo allibito che tipo di considerazione potessero avere queste persone che venivano da fuori sulla nostra qualità, dal punto di vista anche etico, oltre che identitario. E il problema però non è solo quello della polizia, il problema che noi invochiamo da anni è quello anche della ristrutturazione ormai strutturale di questi manufatti, che sono ampiamente degradati, che si sono aggravati velocemente proprio per la trascuratezza che c'è stata negli anni. Per dirne una, nella fontana del Cardinale non veniva chiusa e svuotata durante l'inverno. Io ho delle fotografie storiche con 10 cm di ghiaccio all'interno, il ghiaccio ovviamente entra nelle fessure e peggiora ancora di più la situazione. La fontana di Salsa, quella degli Arditi, se guardate il piedistallo, i gradini che la circondano, è stata maciullata dalle betoniere che hanno svolto dei lavori su un cantiere privato e sul cantiere delle ferrovie quando hanno fatto l'elettrificazione, e là nessuno si è preoccupato di rimettere a posto, di chiedere i danni. Quindi proprio un disinteresse, dal mio punto di vista, di vittoriese, la cui famiglia è vittoriese da 5 generazioni accertate, è una cosa che colpisce proprio nel profondo e fa molta amarezza. Ci arrivano le prime domande da casa. Allora, primo un complimento per la candidata, leggo testualmente: buonasera, sono Fiorella, volevo fare i complimenti Luisa, penso sia una bella sorpresa per Vittorio Veneto, grazie. Grazie Fiorella, grazie. E poi sempre a lei rivolgono una domanda.
in tema voto utile. Al ballottaggio preferisce avere di fronte la Lega di Posocco o la Lega di Braido? No, a questa domanda non rispondo per correttezza, nel senso che io non ho mai considerato i nostri avversari politici come dei nemici. Penso che già faccia male a loro la loro divisione interna, perché voglio dire, erano fianco a fianco, tanti sono amici proprio poi nel quotidiano, nella vita reale, diciamo così. E penso che già questa spaccatura non fosse quello che auspicavano, sicuramente, quindi non sarò certo io a infierire nel modo più assoluto e soprattutto, come ho detto spesso, io bado all'etica e alle capacità delle persone e se fosse per me la giunta pescherebbe da tutte le coalizioni perché sarebbe garanzia non solo di tavola rotonda di tutta la città, voglio dire con esigenze diverse, con logiche diverse, ideologie diverse e quindi sarebbe un bellissimo esempio di unione. Quindi non voglio augurarmi nulla del genere, voglio dire, cioè li ho conosciuti anche in questo mese e mezzo, ne ho apprezzato qualità e limiti come di tutti gli esseri umani. Per me sono pari, voglio dire, cioè stiamo correndo insieme in vista di un risultato, voglio dire, a cui tutti cioè, agogniamo perché ci teniamo alla nostra città, voglio sperare, quindi non faccio neanche una considerazione tipo strategico, voglio dire, cioè l'importante è che vinca davvero la persona che ha più a cuore la città e soprattutto che possa fare del bene a questa città. Altra domanda da casa è rivolta a Bastanzetti. Come pensa di reintrodurre i consigli di quartiere? Sì, la ringrazio, ma prima di risponderle posso fare una piccola sottolineatura su quel che ha detto la Luisa, perché è un passaggio secondo me molto importante, direi addirittura rivoluzionario, che non si è mai sentito in una campagna elettorale a Vittorio Veneto e forse neanche altrove. Quello che ha detto Luisa diverse volte è che se per miracolo riuscissimo noi a dover imbastire una giunta comunale, non ci sarebbe nessuna preclusione, neppure ad attingere come assessori a qualcuno che avesse combattuto la campagna elettorale come antagonista nostro. Quindi è una cosa che secondo me va sottolineata e va apprezzato, proprio perché il principio di fondo è che la Luisa e la nostra compagine intenderebbe portare alle responsabilità di governo le menti e le disponibilità migliori di tempo e di professionalità. Per quel che riguarda i consigli di quartiere, anche qui la ringrazio particolarmente, lei sa che ho una sensibilità spiccata per il tema, ho fatto 4 mandati consecutivi al Consiglio di quartiere di Ceneda e anche qui la nostra lista si distingue in modo assoluto. Noi sappiamo che parlare di partecipazione, di cittadinanza attiva, di ascolto, sarò tra i cittadini, vi ascolterò sempre, è quasi un obbligo di tutti, lo stiamo sentendo, lo abbiamo sentito anche in queste settimane. Però io chiedo ai telespettatori, nel concreto, come pensate che possa venire realizzato questo principio della partecipazione? A questa risposta abbiamo dato noi un quadro definito, solo noi sinceramente, perché solo noi abbiamo esplicitamente scritto nel nostro programma che intendiamo ridare forma a delle istituzioni di cittadinanza attiva che derivino da quelli che sono i vecchi consigli di quartiere. Li abbozzo solo velocemente quale potrebbe essere la forma che noi abbiamo pensato. Avremmo pensato di creare una circoscrizione sud e una circoscrizione nord. Nella circoscrizione sud entrerebbero i vecchi quartieri di Ceneda, San Giacomo, Costa e Val dei Fiori, 4. Ognuno di questi 4 quartieri avrebbe diritto a 3 consiglieri, 3 per 4, 12. La circoscrizione nord, invece, aprirebbe le porte a Centro, Serravalle, Sant'Andrea, Valle Pisina, anche qui 4 per 3, 12.
Ci sarebbe un'elezione diretta del presidente di quartiere, quindi il presidente di quartiere verrebbe designato come il più votato dai cittadini, dagli elettori, non come era nel passato dall'interno del consiglio di quartiere. E a questi consigli di quartiere noi intendiamo dare la facoltà di venire informati correttamente sulla vita amministrativa, di poter presentare delle proposte, di poter presentare anche delle critiche, di poter effettuare dei controlli su quello che è l'attività amministrativa. Il tutto, si badi bene, senza creare il benché minimo intralcio al Consiglio Comunale e alla Giunta. Non vogliamo creare un doppione, addirittura 2 doppioni del Consiglio Comunale. Vogliamo creare qualcosa che possa aiutare invece il Consiglio a commettere, se non altro, meno errori possibili, quali, per fare un esempio tra i tanti, quello che è stata la scandalosa via Oberdan, quella vicenda sulla quale... Il doppio senso di marcia. sulla quale non mi dilungo. Sì. Ovviamente il quadro è molto più complesso, non abbiamo il tempo per spiegarlo, ma questa è la vostra sottolineare idea. che noi siamo gli unici assolutamente tra coloro che concorrono a sindaco ad aver indicato la riattivazione di un'importante istituzione di partecipazione attiva. Ok. Aggiungo solo una cosa, mi scusi, rispetto a questo per far capire quanto per noi la partecipazione dei cittadini sia non è un ostacolo, voglio dire, cioè non è che ci dà fastidio che ci dicano qualcosa, anzi è proprio il contrario, è proprio un aiuto all'amministrazione per capire esattamente in che direzione andare e far contenti tutti, perché chi meglio di chi ci abita in un luogo sa esattamente di cosa c'è bisogno in quel luogo, cioè è la famosa partecipazione attiva a doppio livello, nel senso che da un lato ci sarebbe più informazione per il cittadino che non si troverebbe a non sapere neanche cosa gli fanno alle spalle, e dall'altra sarebbe un aiuto enorme, preziosissimo all'amministrazione, perché avrebbe i temi e le preferenze di un territorio già sul tavolo. Quindi meglio di così. E anche, scusi, non per giocare a ping pong con la Luisa, ma un altro principio importante, questo tipo di istituzioni secondo noi servirebbe anche a smuovere la passione e gli interessi dei giovani che si stanno staccando dalla politica e magari a combattere anche l'assenteismo, che è un'altra malattia molto grave. E a proposito di giovani, arriva da casa un'altra domanda: che cosa farete per il futuro dei giovani che ormai non vedono più in Vittorio Veneto una città in cui restare? Verissimo, qui rispondo io, giusto? Sì. Per me. Qui voglio dire ci sono tanti interventi che vanno concertati insieme, perché allora dipende a che giovani, voglio dire, stiamo pensando, perché se parliamo delle famose giovani coppie, per esempio, c'è bisogno di chiaramente case a dei prezzi ovviamente che una giovane coppia possa permettersi, sia in termini di affitto che di vendita, e occorrono dei servizi, a partire dai mezzi pubblici, voglio dire, fino ad arrivare ad un asilo nido, ad esempio, cioè tutto ciò che può aiutare una giovane famiglia a costituirsi, a vivere bene, sicurezza cittadina, decoro, perché nel momento in cui metti al mondo un figlio ci tieni che, voglio dire, percorra una strada sicura, che vada a scuola in bicicletta, visto che parliamo di piste ciclabili, in totale sicurezza, cioè tutta una serie di cose di questo tipo. Se parliamo invece di giovani ancora più giovani, diciamo così, noi abbiamo tutte le scuole nel nostro territorio, è un unicum, diciamo, per quanto riguarda il nostro territorio, e il motivo per cui poi non rimangono lì questi ragazzi è perché noi non favoriamo tante cose per loro, tra cui, per esempio, non so, si parla tanto di alternanza scuola-lavoro. Abbiamo una favolosa zona industriale di San Giacomo, non ci sono i collegamenti, quindi banalmente i ragazzi nel momento in cui devono recarsi presso le ditte ce ne hanno dei mezzi proprio e non va bene, chiaramente. Altra cosa, c'è un disagio giovanile galoppante, ma questo non interessa solo Vittorio Veneto, è un po' diffuso e il Covid non ha aiutato, anzi ha fatto emergere delle problematiche anche relative all'utilizzo del digitale, per capirsi, telefonini, tablet, tutto quello che ci va dietro, che è un problema nazionale, non solo, internazionale, ma che crea
uno scollamento con la realtà proprio, e quindi è il momento in cui anche a livello neuronale, parlo soprattutto dell'adolescenza, un ragazzo si trova praticamente ad avere una guerra interna e una ristrutturazione proprio della corteccia prefrontale. Ciò significa che, cioè, tutto quel disagio giovanile, ragazzi, ha delle ragioni chimiche. Se tu lì intercetti sul nascere certi segnali d'allarme, e si possono intercettare perché basta avere gli occhi ben aperti sia a livello di servizi sociali in città sia a livello scolastico, quindi anche là comunicazione immediata, e nel momento in cui lo intercetti devi saper agire, che significa anche però andare alle volte ad aiutare le famiglie. Perché attenzione che la scuola arriva sempre in un secondo momento, ma prima di tutto ci sono dei disagi familiari, situazioni di violenza in casa, situazioni di problemi economici, c'è una miseria che è sempre più emergente, voglio dire, quindi ecco, ci sono proprio tante cose che vanno fatte relativamente ai giovani. E un'altra cosa è che la politica in generale, l'amministrazione, ma in generale il mondo adulto, deve smetterla di parlare dei giovani e non con i giovani, e soprattutto ascoltare i giovani, cioè lasciar parlare i giovani, perché abbiamo spesso un atteggiamento quasi paternalistico nei confronti dei ragazzi, come se dovessero dire quello che secondo noi è giusto, ma nel momento in cui sono invece dissidenti o critici gli diciamo tasi ti boccia, no? Tendenzialmente, lo dico in dialetto, cioè zitto tu che sei piccolo, ma non è questo il modo, anzi, valorizzare veramente le idee, la genialità che hanno le menti fresche è la prima cosa che dovrebbe fare un'istituzione, diciamo. Ultimi 10 minuti, quindi il tempo... C'era una cosa importantissima che ha dimenticato Luisa, che fa parte del nostro programma. Sentiamo. Sì, proprio a dimostrazione dell'interesse che noi abbiamo nei confronti dei giovani, noi puntiamo tantissimo sul miglioramento delle strutture sportive, e qui cito solo la piscina e vabbè, e anche l'aviocampo, ma se non c'è tempo purtroppo... Il rugby. Sì, avevamo già anche parlato nelle precedenti puntate. Però è un fulcro per lo sviluppo delle personalità dei ragazzi. Altra domanda da casa. Buonasera, se vincerete riuscirete a togliere quel sintetico dall'aiuola all'uscita dell'autostrada? Subito! In modo da dare un bel biglietto da visita a chi entra in città. Grazie, Roberto. Oh, altro che, guarda, questa penso di averla detta 2 o 3 volte ormai, perché proprio a me fa male agli occhi vedere quella roba lì, non so neanche come sia concepibile mettere un benvenuto di quel tipo, che è come dire torna indietro, riprendi l'autostrada e torna a casa tua. No, immediatamente, nel modo più assoluto, ma non solo quella, la scalinata Bianchi fuori dalla stazione non è un biglietto da visita neanche quello, ma tutto, cioè va ripreso proprio in mano a livello di cura, di orgoglio cittadino, ma anche proprio di accoglienza verso chi tu inviti in città, perché si parla di rilancio turistico, si parla di fare manifestazioni, ma voglio dire, se nel momento in cui arrivano poi tu li accogli in un modo del genere, non è un buon modo di accogliere, è come invitare gli amici a cena e non pulire neanche l'entrata di casa, cioè... non esiste. Sì, immediato, per quanto mi riguarda immediato. E Bastanzetti, allora abbiamo detto che nel weekend si va al voto, quindi questi sono gli ultimi giorni di campagna elettorale. Quali sono gli appuntamenti di Rete Civica per Vittorio Veneto? Allora, domani sera ci siamo inventati una cosa un po' strana, non sappiamo come andrà a finire, comunque ci proviamo. Sotto la loggia del Sansovino, che come sa era l'antica sede della municipalità di Ceneda, convochiamo tutti i cittadini, convochiamo anche i candidati sindaco se hanno piacere di venire, e vorremmo fare una sorta di comizio aperto, comizio libero, un dialogo fra di noi in tutta libertà, chiunque è benvenuto. Poi ci sarà la serata finale, il famoso La Notte dei Krafen, noi chiamiamo, nella quale venerdì questo venerdì sì. Anche qui limitatamente al numero di Krafen a disposizione, siete tutti invitati. È una tradizione antichissima della famiglia Casagrande, è una famiglia di grandissima ospitalità e di altrettanto grande passione civile. Basti ricordare che
negli anni d'oro mi raccontano che riusciva a sfornare qualcosa come 2000-2500 Krafen la sera di Sant'Augusta, e lo facevano con spirito di gratuità e spirito di fratellanza, di gioiosa vicinanza con tutti i cittadini, con chi volesse. Quindi questo è un po' lo spirito della nostra serata conclusiva. Bene. Altra domanda da casa, la pongo sempre a lei e Bastanzetti. Il telespettatore si collega alle fontane, dice: il verde urbano come le fontane fa parte del decoro e della decadenza della nostra città. Qual è il destino dei tanti alberi pericolanti? È un tema veramente importante, questo sempre più importante, perché Vittorio Veneto, come sapete, ha un patrimonio arboreo enorme. Non parlo della cinta collinare o montana, ma proprio di quello che c'è all'interno della città. È un patrimonio che naturalmente costa anche molto alla comunità per le potature, per la sostituzione degli alberi malati o cadenti o inclinati, o degli alberi che spaccano i marciapiedi. E purtroppo abbiamo assistito negli anni a una gestione di questo patrimonio non proprio professionale. Sono state piantate delle essenze come le Ginkgo biloba in certi viali, che non sono alberi da zona urbana, perché distruggono i marciapiedi, i cordoli, i sottoservizi. Quindi si è andati un po' così a casaccio. Bisognerebbe individuare, noi pensiamo di procedere così, una figura professionale di alto profilo che fosse in grado di gestire questo patrimonio immenso, sperando anche lì di trovare le risorse necessarie, perché, ripeto, alberi di questa importanza, di questa grandezza, sono un costo importante anche per la comunità, quindi non è per nulla secondaria questa questione. E Camatta, un'altra domanda un po' meno istituzionale: con questa campagna elettorale come l'ha vissuta e come la sta vivendo? Lei insomma è il volto nuovo, quindi immagino ci sia stato anche tanto da studiare, perché rispetto insomma agli altri candidati lei non ha un'esperienza amministrativa alle spalle. Certamente, ho studiato giorno e notte, ma proprio letteralmente, loro lo sanno, perché a me non piace parlare a vanvera e non mi piace promettere cose non concrete, diciamo così. Quindi sì, ho studiato tantissimo. E dormito pochissimo. E dormito pochissimo, sì, assolutamente, anche perché nel frattempo io sono una libera professionista e sono una mamma, quindi voglio dire... Cioè, sono tante cose da conciliare. Sì. Noi lo capivamo dalle occhiate, dalle occhiaie. Sì, no, verissimo, è stata proprio una sfida anche a ricostituire degli equilibri, senza dubbio, ma incredibilmente, guardi, all'inizio, ve lo posso dire proprio schiettamente, a livello umano avevo molta paura, perché ogni confronto era un'ansia, era proprio, insomma, ci tenevo a fare bene e anche a non far sfigurare la squadra, voglio dire, insomma, quindi ho studiato veramente giorno e notte. Da metà in poi invece ha cominciato a piacermi proprio tanto parlare con le persone che mi raccontavano veramente anche delle storie personali, e questo a me piace tantissimo, perché veramente guardare negli occhi le persone e sentire che si aprono con te, che hanno anche delle proposte, quindi vedi proprio l'amore per la città, a me piace tantissimo, proprio è stato un arricchimento anche a livello umano. In più conoscere loro, tutta la squadra, diciamo, e tutti i simpatizzanti attorno, è stato sempre più coinvolgente e anche emozionante, perché davvero, siamo stati una squadra pazzesca. Io ho visto tutto quello che hanno fatto, anche loro giorno e notte, conciliando famiglia e politica, e sono, comunque vada, io sono orgogliosa della squadra, di noi, di quello che siamo riusciti a fare insieme, del fatto che abbiamo superato le differenze individuali e anche, come dire, i motivi di contrasto, l'abbiamo veramente fatto giorno per giorno, e quindi io sono felice, penso sia stata una scuola accelerata di vita, pazzesca, però lo rifarei 1000 volte, e anche per questo che dico agli assenteisti, ai delusi, ai giovani: no, non ci credete a questa descrizione della realtà negativa, non è vero. Se qualcosa non va bene puoi
metterci il tuo impegno e con passione cercare di cambiarlo. Almeno puoi dire io c'ero, ci ho provato. Ultimi 2 minuti, chiudiamo come sempre con l'appello al voto perché l'8 e il 9 giugno votare per Rete Civica, per Vittorio Veneto e per la candidata sindaco Luisa Camatta. Chi dei due vuole fare l'appello? Prego. Che responsabilità, ragazzi. Votare per noi direi perché abbiamo un programma molto ben definito. Abbiamo dei candidati consiglieri e una candidata sindaca che sono all'altezza della situazione, abbiamo volontà di fare e abbiamo soprattutto volontà di distinguerci da quella che è una politica del passato che secondo me non ha portato i frutti che ha promesso e che non è in grado, lo dico con un po' di amarezza, perdonatemi, non è in grado di rinnovarsi. Io credo che Vittorio Veneto abbia bisogno di recuperare il suo antico orgoglio, la sua identità, la sua forza e la volontà di crescere perché ha dei talenti straordinari, talenti geografici come posizione geografica, talenti storici, talenti culturali, talenti umani nell'associazionismo nostro che è ricchissimo e importante e quindi io non lo accetto proprio questo tipo di decadenza che la città sta seguendo da alcuni decenni. Dobbiamo reagire e per reagire dobbiamo cambiare classe dirigente. Grazie a Luisa Camatta e a Michele Bastanzetti qui stasera per Rete Civica per Vittorio Veneto. Grazie infinite Claudia. a voi. E Federico. Ora una breve pausa e ritorniamo con la prossima lista che è il Partito Democratico. A tra poco.